Quindi abbiamo questa difesa che veniva messa di fronte al corpo e con la spada si riusciva a offendere e difendere con questo strumento. Naturalmente in questo caso, con questa impostazione, la mano non deve essere difesa perché non è direttamente interessata alla dinamica del contrasto con la lama avversaria. Soprattutto perché un guanto nella mano forte dell'arciere, e con mano forte intendo la mano che serviva per incoccare, in questo caso io sono destrimane, però ho una tendenza sull'occhio sinistro, vabbè, sono un po' al contrario. Comunque, in questo caso potete vedere che tirando fuori le frecce, la mia mano utile è questa. E in effetti abbiamo notato che utilizzando dei guanti è molto difficile per l'arciere riuscire a maneggiare la freccia e quindi incoccare nel momento in cui sta estraendo. Con il tatto si può capire subito dove è posta la freccia, mentre con un guantone posto sopra la mano è molto difficile. E quindi l'arco, una volta tirate le frecce, diventava probabilmente inutile. L'impostazione del tiro non è quella olimpica, potremmo dire, con il corpo opposto all'obiettivo, ma invece si fronteggia l'avversario come in una posizione di scherma, si pone con le gambe stabilmente come se fosse una torretta, si mira quello all'avversario che è sicuramente in movimento, non è fermo ad aspettare di essere raggiunto dalla freccia, e si apre utilizzando però un tipo di posizione del corpo che è molto diversa e che permette di gestire un guanto così ingombrante, che ovviamente potete vedere che sul lato interno vi è molto contrasto con la corda, per cui è quasi necessario porsi in una posizione specifica per poterlo utilizzare. Come elemento difensivo per l'eccellenza vi è la placca pettorale. La placca pettorale in questo caso è collegata al gruppo faretra, quindi alla faretra con le frecce, il fodero e la spada, da questo sistema di due cinghie che passano, due strisce di cuoio che passano intorno al corpo e che vengono bloccati a livello della pancia da una fascia di tessuto. Questa fascia di tessuto, ad esempio, si osserva nelle statue di Monteprama e personalmente serve per legare la parte del gruppo faretra a questo sistema che passa intorno al collo e che va a finire sulla schiena. Perché non ho realizzato questa fascia in cuoio? Beh, per un semplice motivo, perché da dietro si osservano spesso delle frange, delle legature che scendono sulla schiena del guerriero e che si osservano talvolta sui polpacci. Ovviamente, non potendo penzolare tra le gambe della statuetta di bronzo, le hanno incise semplicemente sulle gambe. Questi si osservano anche in alcune statue di Monteprama, ad esempio sui fianchi. E cosa ancora più interessante, in molti bronzetti si vedono queste frange nella parte anteriore del corpo, a livello dell'inguine. E quindi a cosa servono? Cosa sono? Beh, sono ulteriori lacci e un'ulteriore cintura che serviva a legare una parte del vestiario in modo che non cadesse. E qui si torna su una vecchia ipotesi che venne fatta anni addietro, cioè che i guerrieri nuragici utilizzassero come indumenti due capi di vestiario uguali, cioè due tuniche. In questo caso, montato appositamente per farvelo vedere, che però non ritengo sia corretto, l'arciere sta portando due tuniche e lo possiamo notare dal dettaglio a livello del collo in cui si vede quest'altra tunica di colore diverso, fatta apposta, rispetto a quest'altra. Però, se fossero due tuniche, non ci sarebbe spiegazione del perché si vedono le frange nella parte frontale del corpo, perché a livello pratico tenere più stretta la tunica che sta sotto il corpo non procura nessun beneficio, cioè legarla o non legarla è indifferente, l'ho provato personalmente, anche perché poi alla fine il tutto viene tenuto da questa fascia o dalla bandoliera, che comunque un po' comprimono i vestiti. In realtà questa frangia che si vede spuntare in maniera doppia da sotto la prima tunica del bronzetto probabilmente era un legaccio,
un passante, una cintura per legare il gonnellino. E allora il sistema di vestiario neuragico non era composto da 2 tuniche, come hanno scritto in molti libri, soprattutto negli ultimi anni, ma era composto da un sistema che comprendeva il gonnellino e una sola tunica. In alcuni casi poteva esserci un'ulteriore tunica, perché a volte si vedono 3 livelli di vestiario, però presumibilmente doveva essere una tunica in cuoio per resistere in maniera un po' blanda ai colpi di taglio soprattutto. Quindi nei bronzetti in cui si vedono solo 2 linee e le frange è quasi sicuro che si stia parlando di un gonnellino legato con una cintura e di una tunica sopra. E questo l'ho scritto nel mio libro stampato nel 2016 e praticamente nello stesso mese lo ha riportato, l'ha scritto anche lui, probabilmente è arrivato anche il professor Ruga alla stessa conclusione in maniera autonoma, che i bronzetti non portano queste famose 2 tuniche, ma portano un gonnello e una. Tant'è che esistono numerosi bronzi che hanno solo il gonnello e si vede il cinto per legare, talvolta è unico, eccetera, eccetera, mentre nei bronzi che hanno la tunica con le frange poi si scorge l'ulteriore linea che presumibilmente è il gonnello. Concludiamo parlando dell'elmo. L'elmo ha un qualcosa di veramente tipico. Anzitutto le corna di bovino, presunte corna di bovino, perché non lo sappiamo che corna utilizzassero. È presumibile che fossero le corna dell'animale totemico, quindi l'animale più importante che rappresentava forse la famiglia, il clan, o comunque un animale rappresentativo, quale è il toro, che viene raffigurato nelle Tombes de Janas, anche se sono neolitiche, però sono comunque precedenti, quindi è plausibile pensare che si sia tramandato per tutto quel tempo. Tant'è che esistono anche attestazioni in periodo nuragico, come la forma delle tombe dei giganti, le numerose statuette in bronzo rappresentanti i tori, eccetera, eccetera, eccetera. La figura, la stilizzazione del toro è raffigurata anche in alcuni vasi, sembra in alcuni scettri, proprio con questa forma a corna taurine, tant'è che i doppieri hanno spesso 2 corna con all'apice delle sfere o una forma di nuraghe, eccetera, forse non a caso. E allora è un po' così l'idea che potessero essere corna, ad esempio, di cervo, quando i cervi erano rappresentati sempre con corna ramificate. Plausibili altre corna, come le corna di muflone, le corna di altri animali, comunque rappresentazioni totemiche. In particolare c'è un bronzetto rinvenuto in zona di Sassari con delle corna ritorte molto simili all'animale che sta portando al cappio, e probabilmente quell'animale è il suo animale totemico. L'ultima cosa, non meno interessante, ma lo trovate nel video dedicato, è la presenza negli elmi di 2 gobbette e un anello. In passato, e troverete molte ricostruzioni fatte in questo modo, gli elmi sono stati ricostruiti pensando avessero 1, 2, 3 gobbette. In realtà questo tipo di elmo, che è detto dagli archeologi a bustina, presenta solo 2 gobbette, quella di dietro, quella di davanti, e in mezzo ci sta questo anello, che io ho rappresentato in bronzo e che probabilmente aveva qualche tipo di significato, perché come utilità è abbastanza insignificante, non serve per appenderci un crine perché non è rappresentato nei bronzetti, un crine di cavallo, insomma un qualcosa di vistoso e di colorato, non è rappresentato, non è particolarmente utile per portarlo, sì, può essere portato in questo modo, ma può essere anche portato in questo modo, non cambierebbe nulla. Non penso servisse per appenderlo, perché ugualmente può essere appeso in questo modo, oppure su un chiodo sul soffitto in questo modo, come se fosse un contenitore in ceramica. Insomma, non sembra un oggetto a uso pratico. Invece simbolico, essendo l'anello un simbolo per tantissime cose, significa ad esempio protezione, oppure spesso è la raffigurazione del simbolo solare, tant'è che nella tradizione germanica il Solringen è l'anello solare, e in alcune raffigurazioni invece è un disco, il disco solare, soprattutto egizie, e quindi chissà che non voglia rappresentare quello. Interessante a livello costruttivo, sulla fronte questa sorta di
di linea, particolarmente marcata in alcune statue, come ad esempio la statua Monteprema, che presumibilmente è il sistema di chiusura dell'elmo, cioè con una unica fascia di cuoio che si va a incontrare sull'altro lato, con quella sull'altro lato, si crea questa sorta di particolare che, cucito, praticamente determina la chiusura dell'elmo. Poi sopra di esso vi è la bustina e l'elmo si conclude così. Non è presente il paranucca perché personalmente non si osserva nelle statue, ovvero quello che molti pensano sia un paranucca probabilmente è la raffigurazione dei capelli. Perché affermo questo? Perché un bronzetto rinvenuto a il Pozzo Sacro di Ballao, Fontana Coperta, a cui io sono particolarmente legato perché è il paese di mia madre, questo bronzetto non ha alcun segno schematico per rappresentare i capelli, ma ha dei segni disordinati, come se l'artigiano avesse pensato gli facciamo i capelli, ta ta ta, fatto. Ha due linee messe insomma in maniera abbastanza caotica e fa effettivamente pensare a qualcosa come un vello, comunque i capelli. E allora nelle rappresentazioni in cui è molto più schematico, quasi geometrico, si capisce che anche lì volevano rappresentare quindi la capigliatura. Tant'è che poi spesso rappresentano le due trecce ai fianchi dell'elmo, probabilmente non è il sogolo per allacciarlo, visto che è allacciato non può essere penzolante come se fosse una treccia, ma sono proprio le trecce che in antichità avevano un certo valore a livello anche di comunicazione tra le persone, in quanto ad esempio nelle comunità della Grecia antica, tra cui gli Spartani eccetera eccetera, avere le trecce era un significato di virilità, un po' il contrario di quello che noi pensiamo siano oggi. L'ultima parte sono gli schinieri che non potete vedere, e a parte questo il guerriero è praticamente completo. Questo tipo di arciere, per quanto almeno ho ipotizzato io, sulla base della ricostruzione, delle prove pratiche, della scherma con caschi effettivamente protettivi con cui ci si potesse effettivamente menare, non sembra un arciere da schieramento. Cioè tanti di questi arcieri tutti insieme non danno l'idea di poter agire, insomma, in maniera combinata, per vari modi. Non presentano nell'armamento difensivo e offensivo dei dettagli da far pensare che fossero arcieri statici, quindi posti in linea, che attendevano magari il nemico a una certa distanza e poi iniziassero a tirare, ma anzi, a parte i due arcieri da Sardara molto pesanti, con tutto un sistema sicuramente ingombrante per muoversi, la maggior parte degli arcieri nuragici avevano un sistema di armatura che comunque copriva la parte superiore del corpo e sulle gambe degli schinieri. Per il resto, ad esempio se facciamo un paragone con gli arcieri siriani di epoca romana eccetera eccetera, a confronto quelli nuragici sembrano molto più mobili, tant'è che anche il modo con cui è posizionata la faretra, il sistema con cui è posizionata la faretra esattamente dietro il volto e il collo della persona, probabilmente serviva per attraversare la boscaglia e quindi non avere impedimenti. Invece è da notare che gli arcieri di Sardara presentano la faretra però inclinata sulle spalle, quindi la possono, in realtà inclinata da questo lato, possono prendere le frecce con molta più velocità perché sono già pronte, diciamo, a questa altezza, mentre negli arcieri tradizionali bisogna arrivare sino a dietro ed estrarre quasi verticalmente, perché ovviamente più è lunga la freccia meno si può inclinare. E quindi questi arcieri probabilmente erano arcieri da imboscate o da combattimenti in cui ci si muoveva molto. Esistono ancora delle raffigurazioni o delle fotografie addirittura di combattimenti tribali all'inizio del 1900 o sul fine dell'Ottocento, ed effettivamente era un tipo di combattimento molto dinamico in cui ci si sparpagliava lungo un territorio e si affrontava a distanza l'avversario, sino a che qualcuno non pensava di caricare direttamente. Quindi l'ipotesi è questa ed è congruente con quelle che erano gli eserciti tribali
ad esempio dell'Italia preromana, e infatti sappiamo che queste bande armate fondavano nuovi villaggi, si spostavano, eccetera, eccetera, erano spesso formate da pochi guerrieri. Anche la cultura villanoviana, che è più o meno contemporanea, è comunque la meglio accreditata per essere contemporanea ai guerrieri nuragici, era composta da pochi guerrieri veramente ben armati, nobili, una serie di uomini a supporto vestiti e armati in maniera decisamente peggiore, e sul campo di battaglia spiccava il guerriero nobile. Come può essere questo, o come possono essere ad esempio le raffigurazioni di molti bronzetti con armatura completa da arciere o da guerriero, o ad esempio le statue di Monteprano. Questo è tutto, spero che il video vi sia piaciuto. Se siete interessati a questi argomenti vi consiglio di approfondire sul mio libro Guerrieri dai bronzetti alle statue di Monteprama. Se vi è piaciuto il video vi consiglio anche di iscrivervi al canale, di mettere mi piace, di condividere il video su Facebook e su altri social media. Noi ci ritroviamo sempre su questo canale per ulteriori aggiornamenti, nuovi video sulla civiltà nuragica, sulla Sardegna, la storia sull'archeologia, l'archeologia sperimentale e la scherma, e questo è quanto. Caro saluto, a presto, ciao!